Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, poi siamo a Baku, nono posto in griglia, tempo previsto nuvoloso, chiaramente la pioggia non arriva mai, sono curioso di vedere, come si dice, una gara intera, come si dice, senza mai uno stacco, su una gara cittadina sarà molto molto dura. Vai andiamo, raga. Rock and roll. Inizia il Gran Premio di Baku, la scuderia vuole un altro podio, ma sarà abbastanza impossible. Non ho recuperato nessuna posizione, molto bene. Occhio Cube, piano! Ma no, vabbè, ma non possono inserirci così, però, che sporo. Cioè, parlate tanto del Cume che è pazzo, e loro... Cioè, non so, devono sorpassare in una curva impossibile. Ma per cortesia. Insomma, ci sia un po' di bagarre. Noi che abbiamo Charles Leclerc davanti. Abbiamo il nostro amico Charles, che qua chiaramente non possiamo certo superare qua. Tensione alle stelle. Riusciamo a fare una bella gara anche nelle strette e tortuose strade dell'Azerbaijan. Non sarà certo un'impresa facile. Dai, cazzus, dai. Ok. Attenzione, Leclerc va a superare una Force India. Tanto Sainz è più veloce di me in rettilineo, non capisco come sia possibile, però va bene. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme super morbide. Ok. Sì, ma non c'è un cazzo di ritmo, non c'è. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Ma non è vero, ma non è vero. Speriamo che davanti si spacchino tra di loro. Guarda che sportellate, ragazzi. Devo aver pazienza. Con la pazienza si fa tutto. Ok, intanto su Leclerc supera Ocon. Intanto c'è un ritiro. Il motore dà qualche segno di cedimento, la potenza ne risentirà. Subito ritiro. Alcune informazioni su Gasly. La vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Fuori Gasly. Mamma mia, ogni curva può essere l'ultima in sta gara. Non vorrei fare il primo ritiro così presto. Dai che Ocon lo possiamo prendere, Ocon, dai. Guarda che... Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Non capisco, devo montare veramente il propulsore, perché... Siamo in zona DRS, ma c'è anche Ericsson, Dio santo. Tutti più veloci di me, evviva! Prima sorpasso, ma guarda che sono la seconda macchina come prestazioni, quasi la prima, a volte la prima, a volte la seconda, dipende dagli aggiornamenti. Mi va più veloce chiunque. Sono cose proprio meravigliose. Non siamo neanche lontani, però.
Non riusciamo proprio a superare qua, abbiamo troppa paura, siamo troppo timidi. Siamo dei ragazzi timidi qui in Azerbaijan. No, mamma mia. Ho rischiato di prendere, se prendi il cordolo là, muori praticamente. Ok. Gara enigmatica. Il rettilineo proprio sono lentissimo. Ericsson sta arrivando invece, molto bene. È tempo di entrare nei box. Completa il giro nel minor tempo possibile. Eccola là. Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore. Eccola là. E arriva il ritiro. Penso che nelle gare così ce ne saranno tanti anche. E la Mercedes ha ottenuto una grande vittoria oggi. Ritiro abbastanza fastidioso. Luca, cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Penso che oggi la costanza sia stata il fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci puoi capitalizzare sugli errori altrui senza commetterne troppi da parte tua. E questo è un approccio che può portarti molto avanti in pista. Credo che sbagliare al terzo giro. L'adrenalina cala dopo un altro gran premio intenso e i nostri migliori 3 piloti salgono sul podio. A sto punto potrei nelle gare cittadine mettere meno giri. Mi conviene fare così. Visto che sono gare dove difficilmente, cioè sarà più facile ritirarsi, faccio così. Perché così, se no, con il discorso del tempo, se faccio le prove, faccio vedere le altre robe, però è chiaro che... Cioè, dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale pilota. Non è la stessa cosa. Il distacco in testa alla classifica si riduce dopo una gara difficile per il leader. Brutto ritiro. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Per me Marcus Ericsson. Costruttori, scendiamo al terzo posto. Si trova vicino ad altre auto. Inoltre è maturato molto negli ultimi anni e oggi l'ha mostrato chiaramente. E ora passiamo ai costruttori. Okay. La Mercedes passa in testa alla classifica. Quindi facciamo così, ragazzi. Anche per la Force India, nelle gare tipo Shanghai, facciamo Shanghai, Baku e Monte Carlo. Sono le 3 gare, diciamo, più difficili dal punto di vista gare cittadine. Facciamo così, ci conviene così almeno se mi ritiro, perché so è vero che facciamo le prove libere, facciamo vedere un po' tutto, però è chiaro che non è la stessa cosa di vedere la gara, così vado un po' avanti con il tempo. Quindi deciso per le gare, diciamo, cittadine di Monte Carlo, Baku, Monte Carlo, Baku e Shanghai, facciamo 15%, però che voglio registrare tutto, se no non mi diverto, ragazzi. Però qua è anche da dire che mi sono praticamente ritirato subito. Vabbè. Porca puttana. Beh, oggi non è andata come speravi. Una di merda. Dici cosa è successo? Non è certo il modo migliore di concludere una corsa. Cos'è andato storto? Pare che il tuo rivale ti abbia battuto. Vaffanculo. Ottimo, ed è tutto. Vabbè, però è più reale così, cioè i tiri ci devono essere. Sì, bravo. Ho perso anche l'obiettivo, ma mamma mia, ragazzi. Ok. Stai bene? Solo qualche graffio, spero. Vorrei poter dire lo stesso della vettura. È un bel casino. Una fine sconsolante, dopo tutto il lavoro di questo weekend. Comunque, abbiamo diverso tempo per... È arrivato il momento di stipulare un nuovo contratto. Qui puoi visualizzare quello attuale. Quando inizieranno i negoziati, la scuderia ti farà un'offerta. Se vuoi, puoi accettarla. Ma ti consiglio vivamente di fare una controfferta e tentare di ottenere qualcosa di meglio. Allora, bonus gara, sviluppo simultaneo. Ora facciamo così, non abbiamo molto da... sono coglione.
La nostra proposta è stata pensavo di avere più problemi. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire dal prossimo weekend di gara. Lo so, ho sbagliato, cazzo, purtroppo è così, siamo primi, vabbè. Prossimo weekend. È andata male, siamo in Spagna. Siamo in Espana. Vabbè, l'hai fatta per quelle 3 gare perché Canada non serve, nel senso sicuramente cittadina, semi-cittadina, qualche muro vicino, però i pezzi sono arrivati non dovrei avere problemi. Senza problemi. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione. Ok. Niente, la pioggia non arriva, ma puttana troia. Ok, qua non abbiamo chiaramente, penso, di poter sviluppare nient'altro perché non ci sono i fondi. Vai. Qua ancora ci siamo. Vai, prova libera 1. Guarda, le palle ne ho girate di più, raga, perché cioè veramente speravo di fare qualcosa di meglio. Benvenuti al circuito di Catalogna. Ok, ho installato dei componenti nuovi per questa sessione. Spero che ti aiuteranno a far andare l'auto un po' più veloce. E sicuramente mi aiuterà, questo è poco ma sicuro. Vai. Dobbiamo dimenticare subito il ritiro. Dobbiamo dimenticare assolutamente il ritiro di Baku e ci dobbiamo concentrare subito su Catalogna, prove libere. Boh, cercando di trovare il miglior mix, ragazzi, per fare, diciamo, una serie divertente per voi, ma anche per me, raga, perché sennò dopo diventa un po' ripetitivo. Catalogna è una gara molto favorevole, devo rispondere con un podio qua, Lo possiamo fare. Lo dobbiamo fare. Io qua vado al primo tentativo, nel senso non me ne frega niente del viola su queste qua, sinceramente. Prove libere le faccio perché devo farle, perché devo prendere un po' di risorse, ma sinceramente. Beh, la macchina non la sento malissimo, però questo è importante. La macchina la sento abbastanza bene, questa è una gara che comunque possiamo fare molto molto bene. Qua prendi i paletti. Ma porca troia. Speriamo di riuscire a fare almeno il verde. Ok. Ok. Ottimo lavoro. Va bene, va bene, va bene. Ciao. Dopo facciamo strategia gara. Così per far capire se voglio fare meno percentuale sulle gare cittadine, perché visto che le probabilità di ritiro, ho visto che le 3 gare dove mi ritiro di più sono Shanghai, Monte Carlo e Baku, non serve dover fare tutte le prove libere, così se c'è meno, se il video dura meno, dà meno nell'occhio, ho più possibilità, insomma, di coprire il tempo magari del ritiro con magari solo il test 1 delle prove libere senza doverli fare tutti, perché immagino che non sia il massimo del divertimento. Per carità, facciamo, ci divertiamo, cazzeggiamo un po', però qua in Spagna l'obiettivo veramente è portare a casa il podio, non mi interessa. Secondo me il ritmo ce l'abbiamo per fare bene qua. Sono straconvinto, sì, magari non così, però grazie come. Certo, star fermo da Formula 1 per così tanto mi ha un po' arrugginito, che già non sono un pro, tutt'altro. Mamma mia.
Male, malissimo, malissimo. Dai, dai, piccolo cumindino. Questa è la curva che più odio insieme a quella, non questa, quella subito dopo, eccola qua. Questa è veramente una delle curve più difficili qua, secondo me. È a pelo, mamma mia. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Beh, questo già l'ho cominciato meglio. Ci vuole ritmo e sangue freddo, ritmo, yeah. Ci vuole ritmo. Ok. Cerchiamo di fare al meglio sti test, portare risorse. Comunque il motore l'abbiamo sviluppato anche bene, in realtà non capisco perché a Baku c'erano così tanti problemi in rettilineo, sinceramente. Vai. Ok, qua sbavatura. Abbiamo un tesoretto di 8 decimi. Questa curva è veramente impossibile per il Kuma. Quanto ho perso nel terzo settore, mamma mia. Oh. È un po' recuperato. Stai facendo un ottimo lavoro, ci Grazie, stanno amore. arrivando dati interessanti. Mantieni la concentrazione. Grazie, amor mio, grazie. No, ma puttana miseria. Ah! Errore che non dovevo fare un altro giro. Porca miseriacciola. Vabbè, ormai è andato. Ormai sto giro è andato. Ok. Mi raccomando Kuma, adesso devi fare un bel giro, però voglio chiudere anche questa qua perché ne facciamo 3 nelle prove libere 1, 2 nelle prove libere 2 e l'ultimo, cioè quello che mi tengo sempre per ultimo, l'usura gomme nelle prove libere 3, così da occupare tutte e 3 le prove. Vai. Ok, non è andata bene a Sì, lo sufficienza so, in quel giro. Ritenta. Mi basta un giro normale. Non è difficile sto test. Che fatica, raga, che fatica. Che fatica la vita da bomber. Ok. Perfetto, questo finora è il miglior giro. Sta cazzo di curva è maledetta. Oh. No! No, come no? Dio madonna! Ma no, ma no! Ma vaffanculo, meno male, dai, tanto. Ok. Ok. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Devo farne un altro per arrivare a 50.
Male, male. Devo proprio riprendere la mano di brutto, ragazzi. Madonnina del signor FIFA m'ha rovinato. Maledetta Weekend League. Ok. Tante piccole sbavature. Cioè. Era buono quel giro anche. Madonna, quanto ho perso però. Madonna, ragazzuoli. E vabbè, ciao. Solo taglio curva, che culo. In prove libere sono buoni. In qualifica non saranno così tanto buoni. Ciao. Vediamo, vai. Vai, qua non possiamo far sbavature, eh. È simulazione qualifying session. Questa cazzo di curva qua che ti spinge verso l'esterno, che è molto molto dura. Spero vogliono il terzo posto. Oh my god. Vai. Devi spingere adesso, dai, Kume, dai. Ok. Ma no, ste robe. I primi due settori sono sempre positivi. Nel terzo che perdo troppo. Dai Red, dai Red. Stiamo girando veramente bene. Qua ho perso un passo qua. Non devo cappellare qua. Ok. Non sbagliare, Kume. Mamma mia, che male che l'ho presa. Meno male. Ben fatto, questo giro è stato super... Sì. Però è un giro perfetto fino alla chicane. Vabbè, va bene, va bene. Qua sono prove libere, non conta qua. Non conta. Prove libere 2. Una rapida occhiata alla classifica alla fine di Sì, questa vabbè, sessione. sì. Le prime tre sono È molto, l'uomo molto della falsa pioggia. la classifica, perché dopo che Abaco terzo in prova libera, poi insomma sono finito nono. Dai, dai, dai. Io, ragazzi, direi di fare fino alle prove libere 2, perché sinceramente secondo me vi spaccate solo che le balle nel vedere queste cose. Almeno ho portato un po' avanti il tempo, però a mio parere ha poco senso sinceramente. Cioè, ripeto, lo sistemeremo, cioè finché una va bene, ma non cominciano ad essere 1000 test, cioè. Tanto nelle altre gare, salvo proprio sfighe, non, insomma. Cioè, sicuramente se mi ritiro non mi ritiro nei primi giri, ecco, quindi posso tenere tranquillamente il 50%. Quindi finiamo con questi due test qua. Adesso vediamo programma gestione Earth.
Ok, molto bene, molto. Sì, i primi settori comunque sono i primi due settori sono i nostri, Nel terzo o sbaglio alla curva, quella che ti spinge a destra, a sinistra, verso l'esterno comunque, o la chicane finale. Abbiamo abbastanza capito, insomma. E cazzo, quanto ho perso qua. Mamma mia. Ok. Perfetto. Very good. Torno al garage. E finiamo col carburante, che quella è una di quelle più bastarde queste. Almeno per me. Vai. Beh, facciamo il nostro test finale e dopo le prove libere 3 le qualifiche me le faccio io. Dai Beppe. Ecco, vado subito lungo. Però dai, non ho perso tempo, per fortuna. Buono. Però insomma buono, i coglioni, buono il carburante. È bassetto, Ok. Ho perso tantissimo qua, non buono per il timing. Questa l'ho presa bene per fortuna. Ottimo. Il tempo c'è. E il carburante anche. Yes. Ok, giro decente, ma... Giro decente, grazie. Buono raga, allora... ho cercato di fare un po' di tempo in più proprio per non fare un video di 2 minuti scarsi. Ho già trovato il modo per risolvere il discorso gare cittadine dove il cume è abbastanza un porco. Le prime 3 sono... E niente raga, sotto il comodore veneziano, prossima tappa Catalogna e qua Fioi, punto, almeno al podio, possiamo farcela sinceramente. Mi sento che ho nelle corde, forse non dico la pole position, però con quel giro là che dopo ho perso tutto nella chicane possiamo far bene ragazzi. La macchina c'è, è il cume che deve un attimo svegliarsi, però il cumendone c'è. Raga, sotto il comodore veneziano, ciao!